L'appello dei sindacati è unitario, la festa non si vende ed è rivolto alla grande distribuzione che nonostante la forte contrarietà terrà i negozi aperti nelle festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Scioperi e manifestazioni non hanno sortito in questi anni alcun effetto, pur se sono giurisprudenza, sentenze importanti rispetto all'obbligatorietà del lavoro festivo. Non esiste più l'obbligatorietà al lavoro festivo, cosa che prima c'era. In realtà prendiamo atto che il consumatore, purtroppo per noi, invece di andare diciamo, a fare le gite fuori porta come si faceva una volta, preferisce purtroppo ritrovarsi in questi luoghi di aggregazione che sono diventati centri commerciali. Nel veneziano il 1 maggio sarà aperto tutto il Vale Center di Marcon, mentre in Osciana e Nave de Vero saranno chiusi solo gli ipermercati. Allo sciopero dei lavoratori in Veneto, dove si è insediato il tavolo etico in regione tra le rappresentanze sindacali e imprenditoriali, i sindacati hanno optato per una divulgazione del diritto sancito dalla Costituzione sul godimento delle festività. La mobilitazione sarà diversa regione per regione, urgente e ritenuta la necessità di un intervento legislativo. Noi l'abbiamo chiesto a gran voce all'epoca quando è stato, diciamo, introdotto il decreto Monti, abbiamo fatto una richiesta forte alla Regione per poter applicare la legge regionale e all'epoca insomma, abbiamo anche perso alla Cassazione, quindi di fatto abbiamo capito che la volontà politica non è di questo avviso. 5 milioni di italiani passeranno il 1 maggio al lavoro, un occupato su 5, dice oggi il centro studi della CGA di Mestre. Tra questi tanti negozianti e commessi che saranno comunque in buona compagnia. Dalla CGIL in queste ore un appello a lavoratori e consumatori. Ai lavoratori facendo presente che non c'è l'obbligatorietà al lavoro festivo e lo ricordo fortemente, e un appello anche ai consumatori per far presente loro che in quelle giornate festive c'è il rispetto della festa soprattutto per i lavoratori durante il 1 maggio, ovviamente è una festa del lavoro, e anche di optare per altre soluzioni invece di andare al centro commerciale.